August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Palloncini bianchi per l'ultimo saluto a Lidia Milikovic sulle note di Wind of Change. Chiesa serbo-ortodossa di San Luca a Vicenza, gremita, lacrime, dolore, incredulità risuonano mentre si svolge il rito, con le candele accese a testimoniare la nostra appartenenza alla luce divina. E poi il ricordo di un sorriso spezzato dalla violenza. Una cosa che tutti mi hanno detto che l'hanno contraddistinta nella sua vita è il sorriso. A volte era un sorriso con gli occhi tristi e poi era diventato un sorriso con gli occhi felici. Avete conosciuto un po' adesso la storia di Lidia e tutti magari dicono che quando eravamo diventati una bella famiglia, che lei era stata fortunata a incontrare me. Ma vorrei dire a tutti che forse è stata la mia grande fortuna incontrare lei. Circa 350 le persone arrivate per l'ultimo addio alla mamma 42enne uccisa con Gabriela Serrano nel duplice omicidio avvenuto l'8 giugno al quartiere Gogna, tragedia che ha straziato la comunità. A celebrare il funerale il reverendo Radovic, arrivato da Trieste, parroco della chiesa serbo-ortodossa di San Spiridione, che ha invitato la comunità alla preghiera in nome dell'amore e del rispetto verso il dono della vita. Il Vangelo dove Apostolo Paolo, Dio dice per la bocca di Apostolo Paolo, naturalmente noi cristiani non siamo come tutti gli altri, Dio non ci ha lasciati delusi perché noi abbiamo speranza, per noi non muore speranza. La folla commossa si è stretta nel dolore dei familiari, i figli di Lidia, i suoi genitori, Gordana e Dragan, il fratello, la sorella Sania, che hanno accompagnato le spoglie per la sepoltura a Schio.